Euroregione.news. Sapori di Proloco 2022. Villa Manin ci aspetta. Ritorna alla grande la festa delle Proloco nei prossimi 2 fine settimana a Codroipo in Villa Manin, con il presidente del comitato regionale FVG dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia, Walter Bezzarini, a partire da sabato 14 maggio. Torna dopo 2 edizioni che sono state sospese Sapori Proloco. Difatti 2 anni fa abbiamo preso una decisione sofferta ma con grande responsabilità, quella di annullare forse per primi l'evento. Era un segnale molto forte che abbiamo dato alle nostre associate. 2 anni dopo stiamo dando un segnale contrario ma molto forte di ripresa. Le Proloco in questi 2 anni non sono state inattive, si sono impegnate nei propri comuni, nelle proprie realtà, nel sociale, stando vicino ai comuni e alle amministrazioni comunali. Sapori Proloco torna per 2 fine settimana, il 14, il 15, il 20, il 21, il 22 di maggio a Villa Manin, nel prato di Villa Manin. Organizzazione, qualità dei prodotti proposti ai banchi di Messita, rispetto dell'ambiente, accoglienza dei turisti che speriamo numerosi, sono gli elementi che caratterizzano questa manifestazione. 22 le Proloco presenti che hanno fatto sistema, che hanno fatto squadra proponendo la filiera enogastronomica della nostra regione. Molte propongono anche i prodotti a marchio Acqua, questo marchio voluto dalla regione, gestito dall'Agrifood, con il quale abbiamo fatto una convenzione. Torna la birroteca con 9 birre artigianali, l'enoteca con una trentina di aziende affidata a 2 Proloco che organizzano nei propri paesi 2 eventi importanti enologici che sono la Proloco di Butrio e la Proloco di Bertiolo. Poi lo spazio incontri che quest'anno è stato ubicato presso la Barchessa di Levante con una serie di incontri, degustazioni guidate a costo zero di birre, di vini, di formaggi montasi, eventi culturali. Ci sarà la premiazione del concorso Iacon dai Jays, quest'anno ricorre il centenario della sua scomparsa, organizzato dal Friuli con la collaborazione nostra e dei comuni di Talmasson, Spocenia e Codroipo, questo triangolo che ha visto questo personaggio trascorrere la sua vita. Poi eventi per bambini, animazione per bambini e anche un incontro con il maestro cuoco Germano Pontoni. Quindi grandi eventi, grandi iniziative anche fuori da Villa Manin. Ci sono delle iniziative nei comuni contermini per conoscere le ville antiche e le chiesette antiche. Quindi vi aspettiamo tutti a Villa Manin nei prossimi 2 weekend. Sapori di Proloco si può dire, quando è nata siamo sempre stati. Diciamo in questi 2 anni così è stata una situazione un po' critica, però adesso ci siamo di nuovo con le nostre iniziative, in particolare con i bambini che facciamo i biscotti con ciccio pasticcio in una parte dell'Esetra. Questo sarà un momento particolare perché vogliamo far giocare i bambini, perché loro senz'altro ci daranno grande colore alla festa. Si inaugura i prossimi giorni la 19ª edizione di Sapori Proloco, è ormai un evento che è diventato più che maggiorenne. Credo che sia, insieme agli altri che ci sono stati nelle settimane passate, un grande esempio di ripresa, di resilienza, di speranza, oltre che riallacciare i fili di una promozione del territorio attraverso non solo la grande qualità dell'offerta delle Proloco che ci sarà a Villa Manin, ma anche riallacciare i fili della solidarietà e della comunità che si è sfilacciata dopo 2 anni di pandemia. I rapporti, le relazioni si sono rallentate e credo che con questi eventi si faccia un grande lavoro di ricostruzione di una comunità friulana che parla alla propria gente, ma anche la capacità di essere vetrina per altre comunità, altre realtà dell'intera regione e dico anche a livello nazionale. E quindi è una iniziativa che ci vede come Consiglio regionale entusiasti al loro fianco, perché capiamo che attraverso la solidarietà e attraverso il volontariato si costruisce un Friuli che può essere vero protagonista non solo in regione ma credo anche per l'intero paese e dico anche a livello europeo.
Sì, diciamo che Villa Manin è ancora forse l'incompiuta, nel senso che ha straordinarie potenzialità, forse ancora non totalmente espresse, la Regione su questo sta lavorando. Credo che però per raggiungere realmente il ruolo che gli spetta come veicolo di promozione storico, culturale, artistico del Medio Friuli serva un legame più profondo tra Regione e enti locali. Il Medio Friuli, gli 11 comuni, Codroipo devono avere una voce in capitolo anche sull'attività relativa a quella che è Villa Manin, perché questo contenitore straordinario può realmente diventare il contenitore che promuove attraverso il Medio Friuli l'intero Friuli. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news